Sono Gianni Cimarosti, il presidente dell'associazione benefica La Partita da Vincere. Siamo un gruppo di amici che organizziamo eventi per aiutare i bambini ammalati e le loro famiglie. Quest'anno sarà il nostro sesto evento, lunedì 19 marzo, qui allo Stadio Comunale di San Vito al Tagliamento. Questo evento di solidarietà appunto andrà ad aiutare i bambini assistiti dall'assistenza domiciliare pediatrica dell'AIL di Pordenone e all'area Giovani Cro di Aviano. La solidarietà vola in campo con le frecce. Inizieremo alle ore 16:30 con un incontro amichevole tra le compagini di Pordenone, San Vittese Calcio, Spal Cordovado e Casarsa. Sarà un quadrangolare con delle squadre qua della zona di categoria Pulcini. Alle ore 17:45 ci sarà la presentazione dell'evento con i nostri testimonial Francesco Acerbi, calciatore del Sassuolo Calcio, e Antonio Di Natale. L'evento sarà presentato da Alessandro Poma, da Max Skinky DJ e la cronaca sarà fatta dal mitico Bruno Pizzul. Alle ore 18 inizierà la partita tra i piloti delle Frecce Tricolori, dove ci saranno in campo anche il comandante Mirko Caffelli e il solista Pony 10 Filippo Barbero. Sarà un incontro appunto tra i piloti delle Frecce Tricolori e una squadra di ex calciatori di Serie A. Alle ore 19:30 inizierà l'estrazione della lotteria con in palio le maglie donate dai calciatori di Serie A e delle tutte dei piloti delle Frecce Tricolori. Ci sarà un fornitissimo chiosco neogastronomico con un tendone riscaldato. Poi dopo dalle ore 20:15 ci sarà la Cena del Cuore presso la Baita degli Alpini, sempre qui a San Vito del Tagliamento. Anche lì ci sarà una favolosa lotteria con i premi donati dai commercianti di San Vito del Tagliamento e dai ristoratori. Se volete aiutarci lo potete fare donando al conto La Partita da Vincere sull'IBAN che vedete in sovraimpressione. IT 20 X 088 05 65 01 10 16 000 1547. Vi aspettiamo numerosissimi. Allora lunedì 19 marzo dalle ore 16:30, perché il bene fatto in gruppo ha più potere. #solo cose belle.